La Regione compie 50 anni, un anniversario celebrato a Venezia col presidente Zaia e il ministro per gli affari regionali Boccia, sul tavolo l'accordo per l'autonomia. Si barrica in camera con un fucile e alla vista del medico spara contro i carabinieri, 3 feriti, l'uomo arrestato per tentato omicidio è successo a Mira. Redentore senza fuochi, l'amministrazione comunale per evitare il rischio di diffusione del coronavirus ha deciso quest'anno non ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Rimane ancora in terapia intensiva l'imprenditore di Sossano, le sue condizioni al momento sono gravi seppur stabili, il punto della situazione con il primario di malattie infettive Vinicio Manfrin. Grande attesa per la prova generale del Mose che si svolgerà domani in mattinata all'arrivo del premier Giuseppe Conte. Tragedia sulla Romea, uno schianto tra un'auto e uno scooter, i veicoli hanno preso fuoco, il Centauro, un uomo di Ferrara che lavorava nel Trevigiano, è morto sul colpo. Sarà un autunno all'insegna delle grandi mostre a Padova, attesa per l'esposizione evento dedicata a Van Gogh, visite private bruciate in pochi minuti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3, dunque lo avete sentito dai titoli, però in primo piano l'andamento dell'epidemia da coronavirus in Veneto, sono 6 i contagi in più rispetto a questa mattina, 2 sono a Padova, 2 a Venezia e 2 a Vicenza, sono in totale 393 i casi attualmente positivi in Veneto, 1110 sono le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i ricoveri sono 140, 18 di questi sono positivi, 9 persone si trovano in terapia intensiva e fortunatamente non c'è nessun decesso rispetto a questa mattina. E dunque l'avete sentito dai titoli, la Regione Veneto compie 50 anni, un anniversario celebrato a Venezia col presidente Zaia ed il ministro per gli affari regionali Boccia che hanno ribadito la volontà comune di raggiungere presto l'accordo sull'autonomia. Per noi non è solo il dire buon anniversario, sono 50 anni, non lo diceva il professor Bertolissi prima, no? 50 anni. Io ero nato da 2 anni quando si sono messi in testa di fare le regioni. Non è a Marcord, ma è quanto mai attuale parlare di regioni. Il Consiglio regionale del Veneto compie 50 anni e progetta un futuro all'insegna dell'autonomia. La prima seduta della neoeletta assemblea fu esattamente mezzo secolo fa, il 9 luglio del 1970. Ma quella di oggi è una celebrazione del passato con lo sguardo rivolto a domani. L'emergenza Covid-19 non è ancora passata del tutto, ma il processo verso l'autonomia prosegue. Il cerimoniale risente delle precauzioni anticontagio. Appena varcata la soglia di Palazzo Ferrofini, un addetto alla sicurezza misura la temperatura al presidente della regione Luca Zaia e al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Col presidente del Consiglio Ciambetti e il segretario generale Valente, le strette di mano sono sostituite con un tocco di gomito, ma sull'autonomia la volontà comune è di fare presto. Lavoro tra i nostri uffici, quelli del governo e quelli della Regione Veneto, non si è mai interrotto, certo si è rallentato perché la protezione della salute e della vita veniva prima, ma non si è mai interrotto e lo abbiamo già ripreso in questi giorni. Certamente a settembre avremo anche la disponibilità del calendario parlamentare per discussioni che devono assolutamente trasformarsi in un atto che consente poi al Parlamento di esprimersi. Il Ministro sa che noi siamo la terra dell'autonomia, abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto, assolutamente sereno, sincero, anche nel confronto. E insomma si è fatto un bel lavoro, diciamo che il dossier del Veneto è pronto e dalle parole del Ministro lo si capisce. Mi fa piacere che sia stato ricordato che nonostante il fermo del Covid la partita dell'autonomia non si è mai arrestata. Boccia e Zaia parlano in occasione dell'inaugurazione della mostra che testimonia i 50 anni della Regione Veneto, visitabile nella sede del Consiglio. La collaborazione tra Stato centrale e Regioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, rilevano entrambi, ha offerto un valido banco di prova di come si possano attuare determinati processi. Einaudi quando presentò la Costituzione diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta, però tutti citano questa frase, io dico ne diceva anche un'altra Einaudi. Il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la loro autonomia. Non è che noi siamo guerrafondai, però questo per noi è un nuovo risorgimento, no? Pacifico, gandhiano, ma la volontà di portare a casa queste risposte. Penso che ne guadagnino tutte le forze politiche,
perché oggi star qui a parlare di 50 anni non ha senso se non parliamo di quello che è il futuro. Dopo le celebrazioni per i 50 anni della Regione Veneto, il ministro Boccia ha presieduto la conferenza Stato-Regioni da Palazzo Ferrofini a Venezia. Per la prima volta nella sua storia, la conferenza Stato-Regioni non si svolge o comunque non viene presieduta da Roma. Ospite della Regione per i 50 anni del Consiglio, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia la presiede da Palazzo Ferrofini a Venezia, un atto simbolico che ha anche un significato politico. Penso che sia il segno dell'evoluzione, dei tempi, della trasformazione che c'è stata in questi 50 anni. Il tempo che viviamo ci dice che si può fare la conferenza Stato-Regioni non solo da Roma, ma da Venezia, da Palermo. È la prima volta, tra l'altro. La prima volta che non si fa a Roma, la facciamo da qui, insomma le tecnologie ci consentono di farlo. E a Roma ci seguiranno in videoconferenza i tecnici dei ministeri, gli altri ministri, i sottosegretari. Oggi la facciamo da Venezia, ci sono tanti punti all'ordine del giorno, 8 sulla sanità insomma, fa molto piacere essere qui a Venezia ed è un bel ricominciare. Qualche ora prima il costituzionalista Mario Bertolissi, membro della delegazione trattante per l'autonomia del Veneto, e Filiberto Agostini, docente di storia contemporanea a Padova, avevano tracciato un bilancio di questi primi 50 anni della Regione Veneto e sulle sue prospettive future. Abbiamo alle spalle una grande storia, abbiamo davanti grandi obiettivi, abbiamo come Regione Veneto tutti i numeri per poter avere maggiori responsabilità, maggiori competenze, anche maggiori risorse da gestire. Quindi mi auguro e spero che anche l'esperienza degli ultimi mesi, dove il Veneto ha primeggiato a livello internazionale per risposta alla pandemia, ci sia la possibilità veramente di capire da Roma che possiamo fare molte cose in maniera migliore qui sul territorio. Niente spettacolo pirotecnico a Venezia, la sera del 18 luglio tutto era pronto, ma poi gli ultimi casi hanno fatto tornare troppo alto il rischio del contagio, l'annuncio del sindaco Brugnaro in mattinata a Ca' Farsetti. Tutto era pronto, ma poi l'esplosione degli ultimi focolai hanno fatto tornare troppo alto il rischio dei contagi. Così per quest'anno non ci saranno i fuochi d'artificio ad illuminare Venezia nella notte famosissima del Redentore, sabato 18 luglio. Questa è una festa che mi appartiene, cioè io la sento quasi come mia personale, perché ho un rapporto con questa festa praticamente di tutta la mia vita. Qui conosco bene tutto, oltre ai lancioni ci sono tutto, ma c'è proprio il cuore delle persone che evidentemente su una serata del genere è evidente che hanno voglia e bisogno di... Per cui chiedo veramente scusa a tutti quanti, però non me la sento. Io sono il primo ufficiale sanitario. L'annuncio del sindaco Brugnaro in mattinata a Ca' Farsetti in una conferenza stampa convocata d'urgenza con Fabrizio Doria, direttore degli eventi di Vera, braccio operativo del comune per gli eventi a Venezia. Ho sempre fatto dell'onestà e della rettitudine la mia convinzione e non posso rovinare tutto soltanto perché ho il grande desiderio di uscire da questa crisi, però le condizioni, io sono stato su tutta la notte, ci ho pensato, ripensato, non si può mettere neanche un briciolo. Io voglio che arrivi un messaggio, da questo punto di vista, almeno questo, che Venezia appunto è stata, è sicura e sarà sempre sicura, cioè finché ci sono io non sarà mai messo nessuno a rischio e questo è un tema di coscienza. Un ringraziamento del primo cittadino, comunque a tutti coloro che hanno lavorato per questo evento. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto di tutto per poter far partire questa macchina, però proprio in coscienza questa cosa non si può fare, perché anche se fosse solo un briciolo avremo una ricaduta anche negativa per la città, che invece è la città che in questo momento, lo diciamo perché è vero, sta ripartendo meglio rispetto a tutte le città italiane. Abbiamo dei numeri che ci confortano sugli alberghi, non possiamo assolutamente mettere a repentaglio questo, solo perché vorremmo fare magari un'accelerazione. Resta nel nostro cuore. Rimangono confermati invece l'apertura del ponte votivo da giovedì 16, la messa pontificale del patriarca Moraia in Basilica domenica sera alle 19, con il consueto contingentamento e la diretta della nostra emittente. Ed ora ci spostiamo a Mira, dove un uomo ha sparato dei colpi di fucile contro i carabinieri. Noi ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Ilaria Marchiori. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Daniela. Purtroppo a distanza di neanche una settimana c'è stato un altro grave episodio a Mira. Sabato scorso l'omicidio e questa mattina intorno alle 9
questo episodio si è sfiorata la tragedia in via Malpaga, dove quest'uomo di 66 anni si è barricato nella sua camera da letto armato di un fucile e poi quando i carabinieri che erano intervenuti per cercare di tranquillizzarlo ha aperto la porta però sparando i 2 colpi. In realtà tutto è iniziato quando la moglie ha richiesto l'intervento del 118 perché suo marito non si sentiva bene, ma probabilmente lui per sue pregresse patologie alla vista degli operatori sanitari non ha voluto vederli e si è barricato, tanto da rendere appunto necessario l'intervento dei carabinieri che quando sono giunti sul posto indossando tutti i dispositivi di protezione ma soprattutto cercando di convincerlo con il dialogo ad uscire, lui senza nemmeno dar loro il tempo di intervenire ha spalancato improvvisamente la porta imbracciando il fucile e puntandoglielo contro. In realtà la pronta reazione proprio dei carabinieri ha evitato il peggio e l'uomo è stato disarmato e immobilizzato. Nel frattempo però i 2 colpi erano stati deviati sulle pareti e una scheggia ha ferito superficialmente la moglie che però è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 che si trovavano ancora lì. I 2 carabinieri invece sono rimasti feriti proprio nel tentativo di disarmarlo, quindi nella colluttazione. In realtà la moglie non sa darsi spiegazioni su quanto sia accaduto e proprio visto questo gesto l'uomo è stato prima portato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Dolo, arrestato e ora si trova in carcere. Varie le accuse che rischia, in primis quella del reato di tentato omicidio, ma poi anche violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché minaccia con l'uso delle armi e detenzione abusiva di armi e munizioni. Grazie davvero Ilaria, grazie e buon lavoro. Grande attesa per la prova generale del Mose che si svolgerà domani, per cui arriverà anche il Premier Conte. Sarà un test di grande importanza per il Mose, quello di venerdì 10 luglio. Per la prima volta in assoluto tutte le 78 paratoie saranno sollevate in contemporanea, isolando la laguna tramite la chiusura dei 3 varchi di collegamento con il mare. Le bocche di porto a Tre Porti San Nicolò, Malamocco e Chioggia. Per questo motivo arriveranno in laguna anche il Premier Conte e il Ministro delle Infrastrutture De Micheli, oltre al provveditore, il commissario, il Presidente Zaia e il Sindaco Brugnaro. Non è un'inaugurazione, ha specificato il primo cittadino. Servirà ancora tempo, infatti, per vedere l'opera conclusa, visto che il termine dei lavori è programmato per fine 2021. I comitati contrari alle grandi opere e alle grandi navi hanno annunciato che si autoinviteranno all'evento come portavoce della città degna rimasta inascoltata in questi ultimi 30 anni di corruzione, ritardi e inadeguatezza. Le associazioni capitanati dai no grandi navi hanno invitato la cittadinanza a partecipare con le proprie barche in mattinata. Ci spostiamo nel Veronese, è stato conferito questa mattina l'incarico per l'autopsia sul corpo di Micaela Bicego, la 47enne trovata uccisa nel parcheggio accanto alle terme di Colà di Laziso e sul lago di Garda nel Veronese. Il pubblico ministero Alberto Sergio, che coordina l'indagine, ha affidato al medico legale l'incarico per l'esame che permetterà di fare chiarezza sul delitto. Poco prima di mezzanotte sono terminate le audizioni da parte dei carabinieri che hanno sentito a lungo il marito 60enne ed il figlio 20enne della donna che da circa un anno si era separata. Un altro elemento chiave per le indagini è considerato un grosso coltello da macellaio tipo mannaia con tracce di sangue che era dentro uno zainetto di proprietà proprio della vittima. Coronavirus rimane ancora in terapia intensiva. L'imprenditore di Sossano, le sue condizioni al momento sono gravi seppur stabili. Con il primario di malattie infettive Vinicio Manfrini abbiamo fatto il punto della situazione. Sentiamo. Ha avuto una forma di quelle che vedevamo a marzo, cioè con la polmonite estesa, l'insufficienza respiratoria, gli scambi brutti, la necessità di essere intubato, ormai intubato da 8 giorni e non c'è prospettiva di tirarlo fuori dal tubo. Il caso dell'imprenditore di Sossano, ancora una volta se ce n'era bisogno, ci testimonia che il virus è vivo e vegeto e capace di forme estremamente aggressive. Il suo è un caso, ma non mancano i positivi, più o meno gravi. Abbiamo un po' di casi, non è l'unico, però sì, non abbiamo dei grossi focolai. È chiaro che
però l'attenzione deve essere massima perché la possibilità che questo si verifichi c'è. Noi abbiamo quello che ci aspettavamo in questo periodo, bassa incidenza soprattutto a focolai, per cui sia noi ma anche la Spagna, Israele, la Francia, l'Inghilterra, abbiamo costantemente piccoli focolai che siamo in grado di gestire. Piccoli cluster gestibili come quello ad esempio di Valdagno, soggetti positivi che a vedere i dati parlano di persone straniere, persone che rientrano da viaggi. È vero che esistono dei paesi che hanno in questo momento un problema più rilevante del nostro, quindi chi viaggia o per turismo o perché rientra nel paese d'origine e poi rientra da noi ha la possibilità di infettarsi e portare a casa questo agente infettivo. Per chi rientra da paesi a rischio la profilassi è definita, quarantena e tampone prima di rientrare al lavoro, ma anche se andiamo in vacanza l'attenzione deve essere massima. La possibilità di contagiarsi è ancora una questione reale e quindi bisogna mettere in atto tutte quelle misure, compresa la mascherina che io do in questo momento e anche chi mi intervista, ma anche nei luoghi chiusi, nelle relazioni sociali, mantenere la distanza, tutte quelle che sono le buone norme che sono state date alla popolazione in generale. Ha fatto molto discutere il caso dell'imprenditore vicentino, quindi rientrato dalla Serbia positivo al virus. Il presidente di Confindustria Serbia è un trevigiano, l'imprenditore del legno Patrizio dei Tos. Zaia fa bene ad effettuare il tampone sui lavoratori che rientrano dalle trasferte dall'estero. Non possiamo permetterci un altro lockdown, ci dice. Non voglio fare nessun commento sull'imprenditore perché mi sembra che sia veramente inopportuno, anche perché veramente è una cosa indescrivibile. Non si può andare in giro con la... No, non lo conosco, no. Per fortuna non lo conosco. La presa di distanze dall'imprenditore vicentino, ormai diventato emblema di quello che non deve essere fatto, è netta e arriva da chi rappresenta le aziende italiane proprio in Serbia, ovvero dal presidente di Confindustria Serbia, Patrizio dei Tos, trevigiano e noto imprenditore del legno che conferma come nel paese balcanico il virus stia dando parecchi problemi. Purtroppo la situazione oggi secondo me è sfuggita un po' di mano perché hanno tutti gli ospedali pieni, ma soprattutto hanno ancora il virus, non so se è il termine corretto dire il virus originale, perché questi finiscono in ospedale purtroppo con polmoniti e problemi seri. Insomma, la Serbia rischia una nuova fase 1 e non è l'unico paese guardando a est. La Serbia sta rischiando il lockdown di nuovo, sta rischiando, secondo me dovranno prendere questi provvedimenti. Purtroppo la popolazione sta protestando sia perché non vogliono andare in lockdown, sia perché la gestione della situazione a loro vedere non è stata corretta. Gli imprenditori italiani all'estero, rassicura dei TOS, stanno facendo il possibile per garantire la sicurezza dei collaboratori, da qui il plauso all'ordinanza di Zaia che sancisce l'obbligatorietà dei tamponi per i lavoratori che rientrano da trasferte in paesi fuori dall'Unione Europea. I provvedimenti presi dal nostro governatore sono stati corretti e anzi li ringrazio perché ha anche dato la possibilità di fare il tampone gratuitamente per quelli che vanno per lavoro, quindi assolutamente corretto. Resta poi la questione economica più generale, inevitabile per questo guardare all'autunno, già da più parti definito nero. Non sarei così pessimista su tutte le chiusure che annunciano, anche se confermo che comunque il 20% del fatturato l'abbiamo perso e difficilmente lo riprenderemo. Tragico incidente sulla Romea, uno schianto tra auto e moto, i veicoli prendono fuoco ed il Centauro, un uomo di Ferrara che lavorava nel Trevigiano, muore sul colpo. Ennesima tragedia sulla Romea, consumata intorno alle 8 di giovedì mattina a Codevigo, uno schianto frontale in cui il Centauro coinvolto ha avuto la peggio, non ce l'ha fatta. Le vetture hanno preso subito fuoco nell'impatto e l'uomo di mezza età è morto sul colpo. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, ma ormai per lui, che era alla guida di uno scooter, non c'era più niente da fare. Sono invece stati estratti dall'auto e con lesioni non gravi il conducente e la moglie, poi trasportati all'ospedale di Piove di Sacco. Questa la dinamica stando alle prime ricostruzioni. L'automobile, una Citroen C3 guidata dall'anziano di 88 anni, era in direzione Chioggia, con a bordo il pensionato di Mira assieme alla moglie. Con ogni probabilità si recavano in gita a Chioggia.
Erano soliti andare al mercato del pesce. In direzione opposta viaggiava invece l'uomo alla guida del suo Piaggio, la strada abituale che tutte le mattine percorreva a quell'ora per andare a lavoro. Poi lo scontro frontale che ha fatto immediatamente incendiare i due veicoli, non lasciando scampo al Centauro. Al vaglio le ipotesi che potrebbero aver generato l'invasione di carreggiata da parte dell'auto, una possibile distrazione o un sorpasso azzardato in una strada, la Romea, molto pericolosa e affollata, specie nel periodo estivo in cui rappresenta la principale via verso il mare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale del SUEM. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. In studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari ed ora il nostro viaggio nei cantieri della Pedemontana per vedere a che punto è la costruzione dell'opera più importante d'Italia. Il nostro viaggio attraverso i cantieri della Pedemontana parte da qui, dal casello di Breganze. È un casello che è attualmente in funzione. Gli automobilisti che entrano in superstrada da questo punto possono proseguire fino al casello di Malo oppure interconnettersi con l'autostrada A31. Come potete vedere, i cantieri sono aperti, gli operai sono al lavoro perché si prosegue per la costruzione, il completamento di questa grande infrastruttura. Si lavora a ritmo serrato per completare questa grande opera che il presidente Luca Zaia ha definito strategica. I lavori dovrebbero terminare entro il 2021. A quel punto la superstrada Pedemontana sarà interamente percorribile. Attualmente, lo ricordiamo, è aperto il tratto che vediamo evidenziato in rosso che collega Breganze a Malo. La Pedemontana, quando sarà completata, collegherà il Vicentino con il Trevigiano lungo la fascia Pedemontana del Veneto, partendo da Montecchio Maggiore con l'autostrada A4 e proseguendo poi fino a Treviso all'autostrada A27. Attraverserà 22 comuni del Vicentino e 14 del Trevigiano. Percorriamo la Complanare con direzione Marostica. Incontriamo nel nostro viaggio decine e decine di uomini e mezzi al lavoro sotto il sole di luglio. In alcuni tratti le opere sono ad uno stadio avanzato, la superstrada è già asfaltata, si attende la posa dello spartitraffico e delle barriere. In altri punti gli operai stanno ancora lavorando al fondo stradale. La Pedemontana, che avrà una lunghezza complessiva di 94 km, ha una piattaforma stradale costituita da 2 corsie per senso di marcia più quella di emergenza, suddivise dallo spartitraffico centrale. Siamo arrivati al casello di Marostica, lo vedete proprio qui alle mie spalle. Qui i lavori stanno andando avanti a ritmo serrato. Come potete vedere ci sono anche alcuni tratti che sono già asfaltati, operai, mezzi sono all'opera, sarà il prossimo casello ad essere aperto. A Marostica la superstrada per un tratto scompare perché corre sottoterra in galleria per circa 850 metri, quindi riaffiora rimanendo comunque in trincea. Risaliamo in auto e proseguiamo lungo la Complanare, in termini tecnici la cosiddetta viabilità secondaria. Il traffico è sostenuto ma non ci sono rallentamenti particolari. I lavori verso il Bassanese, anche in questo tratto è evidente, proseguono a passo spedito. Sarà un autunno all'insegna delle grandi mostre a Padova, attesa per l'esposizione evento dedicata a Van Gogh, visite private bruciate in pochi minuti. In pochi minuti sono andati esauriti i biglietti per le visite private alla mostra su Van Gogh in programma ad ottobre a Padova al Centro Culturale San Gaetano. Si tratta di un'esperienza esclusiva insieme a Marco Goldin, il critico d'arte e curatore della grande mostra che porta in città capolavori del pittore olandese prestati dal museo Kröller-Müller che detiene una delle più grandi collezioni di opere di Van Gogh. Le visite private sono previste nei giorni dal 2 all'8 di ottobre, prima dell'apertura ufficiale della mostra al San Gaetano il 10 ottobre. Visto il boom di richieste, Lina D'Ombra ha aperto una terza ulteriore finestra di vendite per coloro che non sono riusciti ad acquistare il biglietto, ma anche in questa giornata è stata esaurita subito. Il sito è stato preso d'assalto da oltre 3.000 persone, ma in totale i biglietti erano 240. 240 i fortunati, suddivisi in gruppi da 20 che potranno per 2 ore da soli godersi la mostra con il curatore che racconta Van Gogh e i colori della vita nelle sale deserte del museo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata.
sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora stabile, sabato passerà una perturbazione di passaggio, ma venerdì sarà in genere ancora buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di bel tempo prevalente con il sole un po' ovunque. Dal pomeriggio e soprattutto in serata aumento della nuvolosità sull'arco alpino, dove potrebbero aver luogo anche locali acquazzoni. Temperature minime tra i 18 e i 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Durante le ore serali e notturne arriverà qualche pioggia sui monti. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo soleggiato al mattino, anche qui col passare delle ore avremo più nubi con precipitazioni, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime invece fino a 33 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.